Una classica del calendario toscano, la Pistoia Fiorano Modenese. Siamo arrivati alla 19ª edizione e come di consueto è la Galigani Piante ad ospitare il ritrovo di partenza di una delle poche gare in linea rimaste nel panorama, potevo dire italiano. Ce ne sono sempre alcune, ma comunque sono più difficili da realizzare perché sono anche molto più complicate, quindi un plauso c'è da fare agli organizzatori per questa che comunque è una classica. Un 2 giugno piovoso che ha sicuramente dato qualche difficoltà in più agli organizzatori e soprattutto agli atleti, ma questo non ha impedito ai ben 142 atleti di prendere il via. Andiamo a ricordare quelle che sono le società al via, perché sono comunque, come dire, un lotto di partenti di tutto rispetto. Ha aperto le iscrizioni come vincitrice dell'ultima edizione la Viris Maserati, poi la Mastro Marco Nibali, la Overall Cycling Team, la Colpac, il Team Idea 2010, la Palazzago Amaru, il Team Vigili del Fuoco, l'Unione Ciclistica Pistoiese, il Velo Club Cremonese, il Velo Club Empoli, la Zalf, la Ciclistica Valmantile, la Ziraf, la Altopac, la General Store, la Bigante, la Gragnano, l'Europa Vini, la Figros, la Magni, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e la Maltinti Lampadari. Quindi veramente un bel lotto di partenti, quantità e qualità per questa 19ª Pistoia Fiorano Modenese. Ricordiamo l'organizzazione dell'OCIP per quanto riguarda Pistoia e quindi salutiamo anche Beccherucci, che abbiamo visto un po' impegnato per quanto riguarda la fase di segreteria. Ricordavamo, questa è sì la 19ª Pistoia Fiorano Modenese, ma anche il 19° trofeo ceramiche artistiche, perché appunto si sfora in Emilia Romagna e quindi è una doppia gara questa, una gara nella gara se la vogliamo così definire. Andiamo a ricordare il percorso, perché sono 152 i chilometri da percorrere, con la partenza ufficiale appunto da Bottegone, dalla sede della Galigani Piante, quindi una prima parte più pianeggiante attraverso Barba, via del Cantone, Valenzatico, quindi Serravalle Pistoiese, Pontestella, località Bonelle e poi l'attraversamento cittadino di Pistoia, dove comincia poi la salita della collina e poi si va in provincia di Bologna attraverso Ponte alla Venturina, poi Porretta Terme, Gaggio Montano, il Gran Premio della Montagna del Valico di Masera e poi provincia di Modena attraverso Vignola, Castelvetro, Maranello e Fiorano Modenese. Come detto, lo stabilimento delle ceramiche Lea per quanto riguarda l'arrivo, e saranno appunto 152 i chilometri totali da percorrere. Fase interlocutoria per quanto riguarda appunto la 19ª Pistoia Fiorano Modenese. Ci siamo portati al chilometro zero. Beccherucci insieme al presidente Giacomo Bacci, via ufficiale per quanto riguarda questa classica del calendario toscano, e quindi ricordiamo ancora 142 gli atleti al via. Abbiamo ricordato che ha aperto le iscrizioni la Viris Maserati in quanto detentrice del titolo con la vittoria dello scorso anno di Pacioli. Andiamo a ricordare quello che è l'albo d'oro recente per quanto riguarda questa gara. Nel 2014 a vincere fu Nicola Rossi, nel 2013 Alberto Bettiol, nel 2011 e nel 2012 la doppietta per Simone Antonini, nel 2010 la vittoria di Antonino Parinello, nel 2009 Leonardo Pinizzotto, nel 2008 Filippo Baggio, nel 2007 Stefani e nel 2006 Dimitri Gabrowski. Questo è l'albo d'oro recente per quanto riguarda appunto questa gara. Ricordiamo l'organizzazione dell'OCIP di Pistoia insieme al gruppo sportivo Spezzano Castelvetro di Giulio Montanari. Una sinergia, visto che è una gara tra Toscana ed Emilia Romagna, è giusto anche che siano più di una le società impegnate nell'organizzazione. Un bel gruppo numeroso che sicuramente fa ben sperare per quanto riguarda gli organizzatori, comunque in una gara che ha sempre il suo fascino, e una gara che sicuramente ha fatto anche Thomas Capocchi nella sua recentissima carriera ciclistica. Una volta sceso dalla bici e salito sulla moto per il servizio informazioni ed era presente appunto a questa Pistoia Fiorano Modenese con il padre Massimo per il servizio informazioni appunto insieme ad Adriano Dini. Questa è la situazione quando dopo 15 km la corsa è transitata da Pistoia.
una fuga in atto, alcuni atleti al comando, minimo per il momento il loro vantaggio nei confronti del gruppo, 17 secondi il loro vantaggio, quindi per il momento sicuramente un'azione che non impensierisce la corsa. E qui invece siamo alla prima asperità di giornata, l'inizio della salita della collina e c'è una fuga in atto. Dorsale 88 per Andrea Borso della Zalf Euromobil, poi con il numero 34 Carlo Franco della Colpac, dorsale 85 per Matteo Valsecchi del Velo Club Cremonese, poi con il numero 122 Cristian Scaroni della General Store, poi con il dorsale 111 Simon Rechita della Altopac, con il 153 Giuseppe Brovelli della Gragnano, con il 124 Alberto Tocchella della General, con il 168 per quanto riguarda la Maltinti è Roberto Burbi, poi con il numero 28 Andrea Micheletti della Overall, con il dorsale numero 10 Mario Sartore della Viris e con il numero 33 Nicolas Dalla Valle della Colpac. Questi gli atleti alla comando e, come ci informa Massimo Capocchi, 50 secondi il loro vantaggio nei confronti del gruppo, dove sono le maglie della General e della Viris che si stanno maggiormente impegnando per l'inseguimento nei confronti degli atleti che vi abbiamo ricordato poco fa, anche le maglie della Gragnano con Rusnak. Intanto un atleta della Frigoros è stato riassorbito dal gruppo, probabilmente era uscito in avanscoperta per provare a riportarsi sulla testa della corsa, ma non era dello stesso avviso il gruppo, soprattutto gli atleti della General, della Gragnano, della Zalf e della Viris, che sono andati immediatamente a riprenderlo. Località Signorino, come vediamo sono 630 i metri sul livello del mare e non è ancora terminata la salita. Questi sono sempre gli atleti che vi abbiamo ricordato poco fa, con Borso della Zalf a fare l'andatura e poi viene rilevato da Cristian Scaroni, l'atleta della General Bottoli, che adesso passa a fare l'andatura. Stanno procedendo di comune accordo gli atleti al comando, tra questi anche Matteo Natali della Mastro Marco, perché la situazione è sempre in continuo divenire. Ci sono alcuni atleti che non fanno più parte della testa, ma come Natali invece che si è riportato. Lasciamo andare questo drappello di 7-8 unità e vediamo com'è la situazione. Sono sempre le maglie della General a fare l'andatura, è l'intera formazione della General Store a fare l'andatura ed è 20 secondi il vantaggio del drappello di testa nei confronti del gruppo. Quindi sicuramente l'inseguimento della General sta provocando gli effetti voluti. Adesso a fare l'andatura abbiamo riconosciuto Enrico Logica con il dorsale 119, l'intero blocco della General a fare l'andatura con la Zalf riconosciamo subito dietro. Si è decisamente assottigliato il gruppo, perché ricordiamo erano 140 gli atleti che hanno preso il via e qui siamo proprio fuori dal traforo che determina il termine della salita per quanto riguarda la collina, con Burbi e Natali a chiudere il drappello di testa. Lasciamoli ancora andare una volta gli atleti al comando per capire la situazione alle sue spalle. 30 secondi, quindi praticamente invariato il ritardo del gruppo, almeno della prima parte del gruppo, con Stefano Verona che fa parte insieme a Nico Colonna di questo drappello. Dicevamo 30 secondi il ritardo per questa prima parte del gruppo. Noi ci siamo fermati qui appunto per vedere la situazione. Alto drappello che conta una quindicina, ventina unità a 40-45 secondi di ritardo, 43 per la precisione il ritardo per quest'altro drappello, e quindi la situazione è estremamente frazionata perché questo è l'ultimo gruppetto, quello che in gergo verrebbe denominato gruppo presidente di giuria. 55 secondi e come ci fanno vedere queste immagini è tornato nuovamente a piovere, verrebbe da dire proprio nel tratto di discesa a far sì che sia ancora più difficoltosa la marcia per i ragazzi. Intanto ricordiamo la direzione gara affidata a Rodolfo Gambacciani insieme a Sanzio Rampogni. 53esimo chilometro di gara ed è ancora cambiata la situazione perché al comando abbiamo con il numero 10 Mario Sartore e con il numero 1 Alfio Locatelli della Viris, poi con il 113 per quanto riguarda la General Raffaello Bonusi, sempre per la General con il 119 Enrico Logica, poi dorsale 53
per Stefano Ippolito della Palazzago Amaru, con il 111 ancora Simon Rechita della Altopac, con il 122 altro esponente del Generale Cristian Scaroni, poi con il numero 34 Carlo Franco della Colpac, con il 153 Giuseppe Brovelli della Gragnano, con il dorsale 168 ancora della Maltinti e sempre Roberto Burbi, poi con il numero 19 sempre Natali per quanto riguarda la Mastromarco, con il dorsale 88 a chiudere questo drappello e Andrea Borso della Zalf. Quindi era la fuga iniziale con ulteriori reintegri che ci sono stati e dei quali vi abbiamo dato conto. Quindi questi sono gli atleti al comando. Vediamo adesso per esempio sfilare tutti gli atleti. Si è leggermente frazionato con Burbi, che sta attraversando un ottimo periodo di forma, l'atleta retino della Maltinti, e Rechita della Altopac a chiudere questo drappello. Vediamo se è sempre frazionatissima la situazione o se il tratto di discesa ha fatto sì che si siano un po' riappianate le situazioni. 3 atleti all'inseguimento e sono 2 della Viris, ovvero Jalel Duranti e Alexandre Vlasov, appunto entrambi della Viris Maserati. Insieme a loro con il dorsale 50 è Francesco Castegnaro della Palazzago. Il Pistard quindi della Palazzago Amaru, che sta anche lui provando ad attaccarsi al treno dei migliori insieme ai 2 atleti della Viris Maserati, e questo è il gruppo pilotato dalle maglie della Malmantile a 50 secondi, quindi praticamente è invariato il ritardo del grosso del gruppo, che però adesso è decisamente più numeroso. Tutti i vari drappelli si sono ricongiunti al gruppo e quindi è un pochino più chiara la situazione, ed è ancora più chiara perché i 3 immediati inseguitori che vi avevamo ricordato, ovvero Duranti e Vlaslov della Viris e Castegnaro della Palazzago, sono rientrati sulla testa e quindi si è formato un unico drappello al comando e il gruppo invece sta inseguendo. Eccoli qua gli atleti, e vediamo proprio anche le maglie della Palazzago a fare l'andatura. Adesso invece un atleta della General che sta facendo il passo insieme all'altro della Palazzago. Una Viris decisamente in superiorità numerica in questo drappello, è dell'esperto Alfio Locatelli a chiudere questo drappello, davanti a lui proprio Bonusi della General. Noi ci fermiamo per capire com'è la situazione alle spalle. Un atleta solitario all'inseguimento, ma il gruppo è praticamente in scia. Maglie della Figros a fare l'andatura in questo gruppo, dove riconosciamo sempre prontissimi e attenti comunque gli atleti della Viris Maserati, che veramente vogliono ben figurare, vogliono dar continuo in questo albo d'oro al nome di Luca Pacioni. Ricordiamo Pacioni adesso professionista con l'Androni, quindi questa è una gara che dà un sicuro avvenire agli atleti. Quindi praticamente il gruppo è compatto, perché è compatto il gruppo all'inseguimento della testa della corsa, e il ritardo di questi atleti da coloro che si trovano al comando è di 1 minuto e 30 secondi. Vediamo adesso che il gruppo che rispetto alla fuga che abbiamo visto nell'immagine precedente va a un'andatura un pochino più controllata, va ad occupare un po' di più la sede stradale, quindi questo a tutto vantaggio della testa della corsa, che infatti è andata a guadagnare nei confronti del gruppo. Sauro Coppini, ispettore di percorso per quanto riguarda questa 19ª Pistoia Fiorano Modenese, e noi ci stiamo avvicinando al Gran Premio della Montagna, ed è partita la volata per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna, e va ad aggiudicarsela l'atleta della General Cristian Scaroni davanti a un atleta della Palazzago che ci sembrava essere Castegnaro. Qui è Burbi insieme ad un altro atleta che hanno perso leggermente contatto dalla testa della corsa, ma adesso grazie al tratto di discesa riusciranno a riportarsi sulla testa. E il gruppo all'altezza del Gran Premio della Montagna, dove sono gli atleti della Viris ancora una volta a fare l'andatura, è segnalato a 3 minuti e 5 secondi di ritardo. Quindi siamo all'80° chilometro di gara circa, e il vantaggio della testa della corsa comincia a avere un bel vantaggio, un bel margine, perché appunto è superiore ai 3 minuti e 5 secondi. E Matteo Natali adesso a fare l'andatura in discesa, rilevato poi da Rechita della Altopac, che fa il suo turno sulla testa della corsa,
corsa. Sicuramente quello che non sembra mancare tra gli atleti al comando è l'accordo con Scaroni, appunto il vincitore del Gran Premio della Montagna. Anche la General Bottoli può contare su un bel numero di atleti nella testa della corsa. Vediamo proprio anche la macchia della Viris, che cercano di far quello che più gli sembra adatto alla condotta di gara. Ricordiamo che ancora la gara è lunga, perché in totale sono 150 i chilometri da percorrere, però un vantaggio di 3 minuti e 10 secondi è sicuramente un vantaggio di tutto rispetto. Andiamo a ricordare anche il collegio di giuria di questa 19ª Pistoia Fiorano Modenese, con il presidente Giovanni Nencetti, il componente Fabio Falaschi, il componente moto Matteo Martorini e il giudice di arrivo Marco Verani. Ricordiamo che la partenza è avvenuta dallo stabilimento della Galligani Piante e l'arrivo sarà quello della Lea Ceramiche. Poi un ringraziamento alla Tranceria Luca, alla Pizzeria Osteria La Mangiatoia, alla Cichi Panconi e a Il Fiorista di Roberto Tomei. Lasciamo sfilare la testa della corsa per quantificare ancora una volta il loro vantaggio nei confronti del gruppo che sta cominciando a recuperare nei confronti della testa. Maglie della Figros e della Overall sulla testa del gruppo Ammiragli, che come avevamo detto dopo il tratto di salita della collina era andato a ricomporsi, e questo fa sì che il gruppo abbia più forze, e infatti è di 2 minuti e 30 secondi il vantaggio, quindi è diminuito il vantaggio dei battistrada nei confronti del gruppo. Adesso a fare l'andatura Marco Gaggia per quanto riguarda la Zalf, e viene rilevato dal suo compagno di squadra Michele Toffaletti, dorsale 93 per lui. E poi la volta di Bresciani, vittorioso proprio recentemente l'atleta della Zalf, e poi la volta di Andrea Vendrame. Fanno il suo turno anche gli atleti della Figros, con Bettini che adesso sta facendo l'andatura, e questo invece per quanto riguarda la Big Hunter è Gabriele Giannelli della appunto formazione di Seano. Comunque anche la Figros si sta ben comportando, e adesso ci siamo riportati nuovamente sulla testa della corsa. Sono rimasti in 4 al comando, e quindi abbiamo con il numero 12 Alexander Vlasov della Viris Maserati, che adesso sta facendo l'andatura. Lui è uno di quelli che è rientrato in un secondo momento sulla testa della corsa, quindi in un certo senso potrebbe essere anche uno che ha più a disposizione, più energie. Cristian Scaroni, colui che ha vinto il Gran Premio della Montagna della General Store Bottoli, poi ancora una volta Simon Rechita della Altopac e Francesco Castagnaro della Palazzago Amaru. Questi i 4 atleti al comando, con Vlasov che non si fida troppo della situazione alle sue spalle, controlla quella che è la situazione, anche perché questa è estremamente frazionata. Quindi 4 atleti al comando, con Ascaroni a chiudere questo drappello. A 20 secondi è segnalato un atleta solitario, portacolori della Palazzago Amaru, dorsale 53 per Stefano Ippolito. È lui l'immediato inseguitore dei 4 atleti al comando, mentre c'è il sole ma le nuvole non sembrano promettere niente di buono. Speriamo però comunque che la pioggia abbia ormai abbandonato la corsa, visto che comunque ha fatto la sua comparsa anche per questa 19ª Pistoia Fiorano Modenese. Lasciamo andare anche Ippolito per capire ancora la situazione più alle spalle. 35 secondi il ritardo per questi 2 atleti, ovvero Jalel Duranti della Viris e Raffaello Bonusi della General. Quindi altri 2 atleti che facevano comunque parte della testa della corsa, e questa è una delle difficoltà per quanto riguarda magari le gare in linea, che si crea magari un estremo frazionamento per quanto riguarda la corsa, e questo a tutto svantaggio della direzione corsa, che deve tenere la strada chiusa per più tempo, e quindi con relativi malumori di chi deve aspettare quei 5 minuti in più. A 45 secondi abbiamo questo drappello con Carlo Franco del team Colpac, poi Mario Sartori della Viris con il dorsale poi 153 per quanto riguarda la Gragnano e Giuseppe Brovelli, poi ancora Alfio Locatelli della Viris, poi ancora Natali della Mastro Marco, poi con il dorsale 119 Enrico Logica della Genera,
e con il numero 1 Locatelli appunto lo abbiamo ricordato. Questi atleti sono segnalati a 45 secondi, eccolo qua Natali, a fare l'andatura e poi la volta di Alfio Locatelli per portarsi a fare l'andatura sulla testa della corsa. Quindi abbiamo 4 atleti al comando, un atleta a 20 secondi, altri 2 atleti a 35 secondi, questi atleti che abbiamo appena lasciato a 45 e questo è il gruppo a 1 minuto e 5 secondi. Quindi in 1 minuto e 5 in realtà abbiamo tutta la corsa, però come avete modo di vedere dalle immagini che vi abbiamo appena fatto abbiamo messo davanti gli occhi, è estremamente frazionata la situazione. Quindi un plauso anche ai motociclisti pistoiesi che hanno fatto la scorta e quindi hanno coperto tutti i vari drappelli che si sono venuti a formare, e non è sicuramente una situazione semplice. Siamo al 132esimo chilometro di gara e prova a rompere gli indugi Francesco Castagnaro, sicuramente uno dei più attivi fino a questo momento, perché si è riportato sulla testa della corsa e poi è stato tra i 4 al comando, adesso non ci sta in questa situazione e ci prova ancora una volta. Francesco Castagnaro, lo ricordiamo, recentemente ha vinto anche il titolo italiano su pista, quindi sicuramente sta attraversando un buon periodo di forma e questo dimostra anche che la multidisciplinarietà non è sicuramente deleteria per gli atleti. Alle sue spalle il primo a riportarsi su di lui è un altro dei protagonisti di questa Pistoia Fiorano Modenese, perché Simon Rekita della Altopac che va a riportarsi su Castagnaro, quindi per il momento si forma questa coppia al comando, due atleti al comando, e l'immediato inseguitore è con il numero 12 Alexander Vlasov della Viris Maserati, che è segnalato a una decina di secondi, anche meno, perché ormai li vede Vlasov i due atleti al comando. Quest'altro quartetto, perché praticamente questa è la fuga che si è del tutto sgranata, è segnalata a 32 secondi di ritardo. È Scaroni ancora una volta, anche Scaroni ha fatto un'ottima prova in questa Pistoia Fiorano Modenese, mentre a chiudere il drappello è Jalel Duranti appunto della Viris. Lasciamo andare la testa della corsa, il gruppo in lunghissima fila indiana, perché lunga fila indiana sarebbe deleterio, che sta provando a recuperare. Alfio Locatelli ancora una volta lui che si sta impegnando in prima persona, e quando si passa da Maranello, Maranello vuol dire Ferrari, ed è doveroso anche il passaggio di fronte allo stabilimento della Ferrari. E intanto appunto proprio in vista dello stabilimento della Ferrari si va a ricompattare interamente la corsa. Quindi annullato questo tentativo che praticamente ha caratterizzato 3/4 di gara, annullata. Bonusi sembra uno degli ultimi che prova ad arrendersi in questo tentativo e cerca appoggio nel suo compagno di squadra Scaroni, così come in Duranti. Dicevamo annullato questo tentativo, si torna praticamente a gruppo compatto appunto a Fiorano, proprio in vista dello stabilimento della Ferrari. Gruppo compatto, adesso è Jacopo Mosca a fare l'andatura, insieme a lui Nicolas Cianetti della ciclistica Malmantile. Stiamo passando nella zona arrivo, siamo al passaggio dalla zona arrivo, come vedete il cartello dice 2 giri alla conclusione, e qui siamo all'interno del circuito di Fiorano, e quindi qui si è formata questa fuga, questo drappello di 6-7 unità, però è minimo il vantaggio nei confronti del gruppo, dove riconosciamo gran parte della Palazzago a cercare di riportarsi sulla testa. Adesso a fare l'andatura è Matteo Grassi appunto della Palazzago Amaru, che cerca un po' collaborazione tra i suoi atleti. Ricordiamo che ci sono 6-7 atleti al comando. Qui abbiamo Cianetti per quanto riguarda la ciclistica Malmantile, un atleta della Viris, ma praticamente nuovamente gruppo compatto. Adesso, a dire la verità, è un po' difficile provare a fare la differenza, perché praticamente adesso la corsa è completamente pianeggiante. Quando ripasseremo dall'arrivo, come dimostra il cartello, suonerà la campana che preannuncerà l'inizio dell'ultimo giro. C'è sì una fuga di 6-7 unità, ma c'è anche il gruppo praticamente alle spalle di questo drappello, quindi probabilmente, a meno come suoliamo dire, non ci sia un colpo di mano, sarà un epilogo a ranghi compatti. 2 chilometri alla conclusione, ed è ancora una volta Francesco Bettini della Figros a fare l'andatura e l'intera Viris schierata alle sue spalle. Ormai è quindi la situazione di gruppo compatto, e dall'impostazione del gruppo ci viene da dire che l'epilogo sembra ormai
per quanto riguarda la finale appunto di una volata a ranghi compatti. Già vediamo i vari schieramenti, lo schieramento Viris, lo schieramento Zalf, lo schieramento Palazzago già pronti, schierati per lanciare la volata al loro uomo veloce. Ricordiamo la Viris ha da difendere il titolo conquistato da Pacioni, lanciata la volata ed è una maglia della Viris davanti a tutte le altre. Noi ovviamente abbiamo l'alta telecamera per vedere, per gustarci appieno l'arrivo. È un testa a testa tra Cima e Maronese ed è Damiano Cima a vincere davanti a Marco Maronese della Zalf, terzo Nikolai Shumov della General, quarto Nico Colonna della Palazzago, quinto Michael Bresciani della Zalf, sesto Alessio Brugna della Palazzago, settimo Tommaso Fiaschi della Mastro Marco, ottavo Cristian Scaroni della General, nono Federico Burchio della GM e decimo Lorenzo Friscia della Altopac. Più visuali per poterci gustare appieno questa conferma, questa vittoria di Damiano Cima, che dopo la vittoria del Gran Premio del Marmo torna in terra toscana, almeno per il 50% per questa ulteriore affermazione. Noi vi ricordiamo quindi il podio della 19ª Pistoia Fiorano Modenese: Cima in prima posizione della Viris, secondo Maronese della Zalf, terzo Shumov della General. Damiano, seconda vittoria, una volata imperiosa e la vittoria è stata tua. Sì, sono contento, finalmente sono riuscito a ripetermi, una bella volata, ce l'ho fatta. Adesso però ce la racconti bene, com'è andata? Dove l'avete impostata e com'è andata l'ultimo chilometro? Ma devo soprattutto ringraziare i miei compagni, hanno fatto un lavoro strepitoso gli ultimi 3 chilometri e io potevo solo che finalizzare. Sono partito a 200 metri, ho dato tutto e ce l'ho fatta. A chi la dedichi? Ma innanzitutto va a tutta la squadra, a tutta la Viris Maserati che ha creduto in me e penso che questo sia il più grande ringraziamento. A tutta la mia famiglia, la mia ragazza, è una persona che mi sta veramente vicino, Pierino Farimbella, che c'è sempre. Una bella volata, un pizzico di rammarico? Sì, sono stato sfortunato perché 150 metri mi sono agganciato con uno, ho avuto un salto di catena e mi ha fatto perdere quell'attimo per partire e non sono riuscito a rimontare. Una bella volata e terzo posto qui a Fiorano, sei contento? Sì, io troppo contento, grazie mille organizzatore per questa bellissima gara. Sono contento, grazie a tutta la mia squadra, grazie presidente mio e buon lavoro e grazie mille vincitore. Sindaco, si è conclusa una bella giornata di festa qui a Fiorano e la festa sta continuando ancora. L'amministrazione comunale ovviamente qui al fianco degli organizzatori. È molto soddisfatta, ormai sono diversi anni che ci diamo questo appuntamento, oggi anche il tempo è molto bello e io ne approfitto per ringraziare l'associazione locale Spezzano Castelvetro che si dà da fare per questa realizzazione, tutti i collaboratori intorno e ribadisco la nostra linea di pieno appoggio alle iniziative che valorizzano i giovani nello sport. Appuntamento l'anno prossimo? All'anno prossimo. Montanari, responsabile organizzazione, si è conclusa una bella giornata di ciclismo cominciata stamattina con le giovanili. Ma io sono molto soddisfatto di questa giornata che ci ha fatto lavorare tanto, ci ha impegnato tanto, credo che sia una bella soddisfazione per tutti i volontari che fanno parte della nostra associazione, che hanno gestito il tutto, l'organizzazione, la cucina, tutte queste belle cose che alla fine allietano anche tutti quanti, vengono a lavorare e fondamentalmente per noi la giornata dedicata al ciclismo, che quest'anno compie la 19ª edizione, è un momento di compagnia per noi della società sportiva, perché è un giorno dove si comincia a lavorare alle 5 al mattino e si finisce alle 6 di sera. Poi stasera andremo tutti al nostro circolo a mangiare qualcosa, rilassati e tranquilli. Quindi credo che comunque questo sia un bello spunto, vista la bella corsa dei dilettanti, le 2 belle corse dei giovani, sia un bello spunto per continuare e da domani cominciare a lavorare per il 2017, per il ventennale di questa manifestazione. Credo che non ci siano problemi a livello economico, anzi direi che non ci sono problemi e sono orgoglioso di rappresentare questa società che comunque ha tanti amici, che io definisco amici, che ci danno le finanze per poter gestire queste belle giornate, fatte per lo sport, fatte per i giovani, fatte per far conoscere il territorio, perché il ciclismo
non è solo agonismo, è conoscere il territorio. Noi dalla Toscana abbiamo fatto conoscere nei primi 10 anni tutta la zona dell'Appennino che passava dalla Betone, da Firenze arrivava a Modena. Adesso stiamo facendo conoscere a tutti i ragazzi e a tutti quelli che seguono la corsa la zona bolognese e la zona di Vignola, conosciutissima per le ciliegie che oggi qua sono state consumate a go-go. Quindi credo che sia un grosso stimolo, una bella soddisfazione aver lavorato un anno per mettere in piedi una manifestazione, ma continuare soprattutto un altro anno per mettere insieme il ventennale. Presidente, si è conclusa una bella giornata di sport qui a Fiorano. È andato tutto bene? Sì, meglio che così non poteva andare. Abbiamo trovato anche il sole. Noi purtroppo qualche giorno in Toscana c'è altro che acqua, sembra di novembre. Invece stamattina siamo arrivati qui, siamo partiti con qualche goccia. Poi siamo trovati in Emilia, si è trovato subito il sole, pertanto è tutto bene. Però io volevo aggiungere una cosa. Siccome io già diversi anni, chi mi conosce ormai lo sa che voglio smettere, tutti gli anni li voglio smettere. Però, ripeto, io in macchina ero solo, mi domandavo come fai a smettere? Allora, arrivo da Galicani, sponsor principale, ti mettono la casa in mano, tutto, quello che vuoi. Sono tutti ciclisti, tutti amanti del ciclismo. Trovo sul percorso, io sono passato 8 giorni fa col Giro d'Italia, da quando si entra la provincia d'Emilia, la regione Emilia, mi trovo io, tutti gli omini con la bandierina, ogni viottolo c'è un uomo con la bandierina. Quindi è una sicurezza che ho detto, si trova solo ai professionisti. Arrivo qui, trovo questo gran ben di Dio, alla Lea, e allora mi domando come fai a lasciarli, come fai a smettere? E mi tocca continuare fino a che ci si farà. Conclusa la gara dilettanti qui a Fiorano, un bel numero di atleti e un bell'ordine d'arrivo. Sì, è stata una prova abbastanza importante anche come livello di numero di partecipanti. Noi siamo rimasti molto contenti. L'ordine d'arrivo è un ordine di primo piano, tutti i corridori che hanno vinto anche corse importanti. Ora negli ultimi giorni, quindi ragazzi in condizione. Oggi fra l'altro abbiamo avuto anche la possibilità insomma, di farli gareggiare con una bella giornata per fortuna. E noi siamo rimasti soddisfatti, noi come organizzazione, come sponsor dell'organizzazione siamo rimasti contenti, ripeto, anche per il numero di atleti, perché stamattina alla partenza, insomma, visto le condizioni, magari c'è qualche squadra che veniva di fuori, pensavamo che potesse rinunciare, invece sono stati tutti presenti o quasi tutti presenti e quindi è stata una bella partenza e un bell'ordine d'arrivo anche numericamente. Penso anche qui di Ceramiche Lea che siano rimasti soddisfatti insomma, del numero dei partecipanti e del numero dei ragazzi che sono arrivati all'arrivo. Possiamo darci appuntamento l'anno prossimo? Senz'altro sì, ormai a Romano Giannoni non gli diciamo di no, noi siamo una famiglia di appassionati, ci piace questo sport e soprattutto ci piace insomma, che i ragazzi facciano questo sport un po' bisparattato negli anni scorsi, però vediamo che ci sono tante persone, tante famiglie, tanti genitori che dedicano tempo dietro anche alle categorie minori. Ora questa è una categoria Under 23 Elite, sono già ragazzi grandi, pronti a fare il salto, qualcuno, però se andiamo a vedere anche nelle categorie minori ci sono tante persone che si danno da fare per uno sport che poi in definitiva tira fuori sempre il meglio che una persona ha dentro, un bambino ha dentro, la grinta che può dare e penso poi che gli possa valere anche per la vita, perché è importante che un ragazzo faccia un'attività sportiva, è uno sport che dà equilibrio penso a tutti i livelli, ecco, non solo fisicamente. When everybody's stealing by dawn of a new day,